Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su PES 2013. Allora ragazzi, dopo il triplete, dopo le feste, dopo le trombate con Tori, siamo pronti all'Europeo. Adesso c'è l'Europeo ragazzi. Eccola qua, UEFA Euro 2016. Siamo in un girone col Portogallo, Scozia e Irlanda del Nord. C'è Scozia e Irlanda del Nord, mezzo Regno Unito. Poi c'è Inghilterra, Olanda, Bosnia e Romania, Spagna, Belgio, Polonia, Israele, Francia, Germania, Ucraina, Galles e basta, è buono. Andiamo, tanto mi sto guardando anche la Supercoppa ragazzi con 1-1 l'82esimo tra Bayern e Chelsea. Ma adesso andiamo per la prima partita delle ragazzi alla Berg Stadium. Siamo contro la Scozia. Accoppiata El Shaarawy, Kumendone. E si parte, vai ragazzi. Prima partita di questo europeo per il Kumendone, è la prima competizione nazionale, mamma mia. La tensione è altissima ragazzi. Ci giochiamo anche il pallone d'oro dopo il triplete. Attenzione subito Elsha! E dopo 2 minuti Italia 1, Scozia 0. Stefan El Shaarawy. Grandissima azione veneziana. Mamma, ed El Shaarawy punisce. Grandissima Italia. Intanto ci sono indiscrezioni che vogliono il Kumendone o al Bayern Monaco, o al Real Madrid o all'AC Milan di Milano. Vedremo. Vai, Kumendone, la Scozia non si sta capendo niente in questo inizio. Grande. Dai, esce, passala subito. No, così però. E ancora il Kumendone. Il Kumendone si invola per El Shaarawy. Vai Kumendone, vai Kumendone. Calcio d'angolo. Vai, bel tiro di testa, niente da fare. Stefanino esce per il Kumendone. Fallo, niente da fare, invece recupera bene Adam. Snodgrass, Fletcher, Adam. Bravo Kumendone. Ancora un buon Kumenda. Dopo le fatiche di una stagione memorabile, un triplete storico ragazzi. Triplete storico con il Chelsea. Adam. Vai Kumendone, molto bene. Perfetto. Buttala in mezzo, buttala in mezzo. E Kumenda la mette! Azione strepitosa dell'Italia. Italia 2, Scozia 0. Kumendone, grandissimo gol da opportunista. Classico gol da prima punta, l'opportunista veneziano. Ciao ciao. Primo gol agli europei per il Kumendone. Bellissima azione dell'Italia, ma il portiere è in uscita purtroppo. Vai Kumendone, niente da fare. Ok, un buon 2-0, 7,5, viene in campo il Kumendone e si gode. L'altra partita, il Portogallo batte l'Irlanda del Nord. Ancora esce Moutinho per CR7, solo contro tutti CR. Gol del Portogallo, Cristiano Ronaldo. Porca puttana. 1-0 per il Portugal, porca puttana. André. CR7, Cristiano. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cagata dalla difesa italiana, 2-0, doppietta di CR7.
Wow, un primo tempo di merda. Che schifo di Italia. Mamma mia, che schifo con sto Portogallo. E come donne si incazza. Finita. Ragazzi, panchina contro l'Irlanda. Abbiamo vinto 1-0, per fortuna ha vinto anche il Portogallo. Adesso siamo contro l'Olanda. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Qua classifica è passata Portogallo, Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Olanda, Inghilterra. Quindi nessuna sorpresa. Classifica gol. Che sporo, Cristiano Ronaldo 5 gol. Mamma mia che Ronaldo. Mamma che ragazzi, Ronaldo. Italia, Olanda. Questa è una partita importantissima e durissima soprattutto. Andiamo. Quarto di finale degli europei. Partita subito difficilissima purtroppo. Vai ragazzi. Questa è veramente una partita importantissima. Douglas. Fear. Per Affellay, ma recupera l'Italia. Vai Comendone, entra nel Comendone, rete dopo 2 minuti! E subito il Comenda! Risponde alle critiche dopo la partita col Portogallo. Olanda 0, Italia 1. Grande Comendone. E il segna sempre lui. Fair. Douglas. Che Comendone ragazzi. Comunque il Comendone ha già ricevuto 2 offerte ufficiali. Ma non voglio dire altro ragazzi. Comunque oggi si saprà tutto. Attenzione, attenzione, attenzione. Robben. Vai Schelottino. Comunque Sirigu ha fatto qualcosa di meraviglioso. Vai Come. Il Cume vede il passaggio divino. Vai Stefan, chiudiamola, chiudiamola. E Stefan El Shaarawy. La coppia perfetta, 2-0. Dai che andiamo in semifinale. Grandissima la nazionale italiana ragazzi. Fair. E il Cume non la dà benissimo. E l'Italia se ne va. Sta giocando un calcio scintillante la nazionale di Cesarone. Ancora il Comendone di testa. 3-0. 3-0. 3-0. Grandissimo Comendone. Mamma mia, doppiettone, terzo gol agli europei ragazzi. Non ci voglio credere. Che Italia. Fair. Ragazzi purtroppo non ho giocato, avevo la barra al minimo, cioè ero con la freccetta nera, però siamo in finale ragazzi, cioè posso fare il triplete più l'europeo, stiamo calmi, siamo contro la Francia, la rivincita del 2000 ragazzi, la rivincita del 2000, Italia, Francia. Comunque ragazzi ho già firmato per la squadra, ho già firmato e vediamo adesso, ci dovrebbe essere l'annuncio ufficiale. Eccolo qua ragazzi, nuova squadra per il Comendone. Oh, eccolo qua ragazzi, il Comendone ha scelto il Real Madrid, il Milan, no il numero 13 però che merda, che numero del cazzo fioi. Eccolo qua il Comendone, presentazione in grande stile ragazzi, che roba. Ce ne sono 90 di skills, guardatelo, guardatelo, guardatelo che fenomeno. Eccolo qua il nostro Comendone, c'era o Real o Milan, il Milan ha detto di no e allora vai con la camiseta blanca del Real Madrid. Ma adesso impegno per questa finale ragazzi, quindi siamo anche in Liga. Ok, vai ragazzi, Italia-Francia, finale degli europei, rivincita dopo il 2000, dopo la beffa del 2000, vai! Partita importantissima, posso fare il poker cazzo, vincere tutto. Eccola qua ragazzi, eccola qua. Mamma mia che tensione ragazzi, per il Comendone è una chance
Eccola qua. Sì, non è proprio così la coppa, ma va bene. Vai ragazzi. Tensione indescrivibile. Inno francese. Buh. La marsigliese. Fanculo, siete delle merde. Vincerem, vincerem. Voi non siete proprio un cazzus. Ale, Italia, le vaffanculo. Vai. Il nostro inno non lo sentiamo perché non so. Vai. E inizia la finalissima degli europei 2016. Il Comedone ha già firmato per il Real Madrid perché ha detto che vuole vincere in tutti i campionati più importanti. E poi finalmente, chissà, andare all'AC Milan di Milano. Ribéry, Francone. Tanto il Bayern Monaco ha vinto la Coppa, che culo di merda. Doveva battere il Comedone a rigore, no Lukaku, l'avevo detto io. Mourinho l'ha presa in culo. Vai Comendone, bravissima, sponda comendiana. Dai ragazzi, il Comendone c'è, il Comendone che vuole questa finale a tutti i costi. Vuole vincere anche con l'Italia, vuole diventare il più grande attaccante della storia. Passala però che sei una pippa, bravo. Il Comendone entra in area, fuori. Non ci credo, un fuori vergognoso. Oh, 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 oh. Tulalan. Grenier. Pogba. Super Pog. Pogba. Grandissima difesa italiana. Con il cuore. Inter a fare Benzema. Il Comendone, ecco il Comendone. Bravi ragazzi, non ci credo. Recupera il Comendone, la prende la palla, brava il tiro! Lloris! Paratissima di Lloris. Sacco. Pogba. Dai ragazzi, attenzione, va l'Italia. Chi è Giovinchino quello? E il Comendone prova il tiro! Non ci credo, il solito culo dei francesi, non ci voglio credere. Questa invece per la Francia è la rivincita dei mondiali del 2006. Ma i francesi hanno sempre culo, c'è poco da fare. Hanno un culo grande, come il culo della Bindi, dai. Vai Escia. Dai che recuperiamo ancora noi. Ma che cazzo di passaggio è? Ma andate a fare in culo, prostituti. Dai Italia, che siamo i più grandi. Cazzo, la Francia non è niente, non sono nessuno. Vai veneziano, prova il tiro. Ancora Lloris. Vai di testa il Comendone, di testa. Ha sbagliato di tanto. Pogba per Benzema, Karim. Mamma mia. Che culo ragazzi, qua abbiamo rischiato noi invece. Lo rinvio del portiere. Grenier. Grande Comendone, va Italia, bravissimi. Bellissima azione, involati, non perderla. Va bene rimessa. Attenzione, cross, bellissimo, Escia. Fuori gioco, andate tutti a cagare.
Lloris. Varane. Pogba. Ribéry, Francuzzo. Francuzzo per Tabano. Ribéry. Ribéry. Gol di Rivière. Ex compagno di squadra al Monaco. Ma porca di quella vacca. 1-0 Francia. (1-0) per i transalpini. Porca puttana, adesso è dura, ma come tutte le finali o quasi tutte, a parte quella di Champions, dobbiamo lottare. Tolalan. No, non voglio perdere la finale degli europei, però Ribéry. Francuzzo. Grenier. Grande Escia. E l'Italia prova. Ma perché non mettere Shaarawy, Balotelli e Comendone? Bravo Comendone, il Comendone se ne va. Inter a fare. Tulalan. Vai Escia, questa è un'occasione d'oro. E Shaarawy ha fatto una cagata storica. Niente da fare, siamo un po' sfortunati in questa partita. Prova il tiro e ancora Lloris. Tabano. Francuzzo, Ribéry. Ragazzi, c'è un buco a destra, però. C'è la nostra sinistra, la nostra destra, scusate. Vaneggio Comendiano. Ok. Vai Comendone, bel passaggio, ma Giovinco è alto come una merda. Tulalan. Per Ribéry. Per Tabano. Tulalan. Vai, passa nelle profondità, bravissimo. Il Comendone ancora. Qua ho sbagliato il passaggio, però. Molto bene. Passala subito. Vai il Comendone entra in area. Ma i francesi veramente sono incredibili fuori. Attenzione Benzema, mamma mia. Bravo Comendone, che cuore. Dai Escia, bravissimo Escia. Adesso se ne va il Comendone. Molto bene. Male. Abbiamo 45 minuti per ribaltare tutto. Benzema. Karim Benzema. Bravo Comendone, anche in difesa. Vai Escia, questa è una chance incredibile. Vai Escia, ma no, Escia no. Sente troppo la partita Stefanino Escia. Bravi ragazzi. Tabano. Vai Comendone. Molto bene. Vai Comendone, entriamo in area. Dai cazzo. La mette in mezzo. Ma dormono, i miei giocatori dormono.
Il comandante prova il tiro e ancora Lloris. Grande venezianone. Vai Cume, vai Cume. Non c'è nessuno smarcato e Tulalan recupera. 58esimo, adesso le dura. Attenzione Karim. Grande portiere. Ma cagata di Benzema. Bravo Comendone, bellissimo questo passaggio. E adesso andiamocene. Non perderla per favore, non perderla, non perderla. Che due maroni però. Grenier. Grenier, quasi finita ormai, eh. Occhio, bravi fioi. Dai, uno sforzo, siamo l'Italia, cazzo non possiamo perdere coi galletti, te prego. Giovinco va a fare un salto in culo da quella puttana di tua madre. Pogba. Vai fioi. Dabo. Sacco. Tulalan. Niente da fare, la Francia adesso fa possesso palla, sti stronzi. Hanno trovato un gol di merda. Grenier. Grande come da per El Shaarawy. Questo è un bellissimo palla. Cosa cazzo fai? Ma che cazzo fate? Andate tutti a fare in culo. Male, proprio stiamo perdendo male, sinceramente. Perché non possiamo giocare così in attacco. Balotelli, tanto Balotelli. Se Saltelli, segna Balotelli. Vai Escia. Escia sono qua. Escia sono qua. No, ma vai a fare il culo, Escia. Palo scandaloso. Non siamo fortunati. Non siamo fortunati. La prova in mezzo il comandante di testa. Fuori. Però El Shaarawy è stato super egoista. Vogliono tutti la gloria. Vai Comendone, niente da fare. Sarà dura adesso. Prova il tiro, niente da fare. Lloris sempre che la blocca, sto fio della mignotta. Comunque palo clamoroso di Escia. Poteva passare, però era gol praticamente. Bravi fioi, dai. Proviamoci. Bravo, dai, Comendone, entra nel Comendone! È l'uomo del destino! È sempre lui! È sempre lui! Il Comenda veneziano! 1-1. Se mi lasciano metri, il Comendone non perdona. Cioè, Corona non perdona e Comenda non perdona. Grandissimi, verso la fine abbiamo trovato il pareggio, mamma mia che finale però. 76esimo, 15 minuti per vincerla adesso. Pogba. Francuzzo. Francuzzo, non ha fatto niente la Francia, solo quel gol di merda. Dai che facciamo il contrario dell'Europeo del 2000, dai. Bellissimi ragazzi, siamo belli come il sole. Vai che andiamo. Vai Escia, non essere egoista. Bel tiro però, dai. Non ci credo, dai che la Francia è distrutta, dai che si finì. Dai che sono finiti, La butta in mezzo, il venezianone fuori. Forse corner. Sì, è calcio d'angolo. Di testa, sarebbe bello il gol di testa di Giovinco, viene giù lo stadio. Abate per il Comendone. Traversa, va fuori gioco. Sarebbe bello il gol al 90esimo, come ha fatto Viltord, maledetto Viltord nel 2000. Tulalan. Pogba. Bravi ragazzi.
Bravo Comendone, non è fallo ma neanche se vuoi, ma vaffanculo. 5 minuti alla fine. Parata, bravo portiere. Dai, buttala su. Dabo. 3 minuti e poi supplementari. Dai che lo segniamo adesso, dai che lo segniamo adesso come la beffa del 2000 con il pareggio di Viltord. Ma passa, sei una pippa, devi passarla. Ecco, neanche calcio d'angolo. 21 tiri a 4, stiamo pareggiando, pazzesco. Questi sono i francesi, ragazzi, solita bava. Fallo, ma dove il fallo, cazzo? Dabo. Bravo portiere, no, Rivière. Questi qua con un tiro de botto. O 2 tiri no, Pogba. Non far tirare Pogba. No, Pogba. Fuori. Supplementari, ragazzi. Dai, fischia, togliamo i supplementari. Tulalan. Pogba. Benzema, Karim. Supplementari. Purtroppo, tempi supplementari, ragazzi. Vai Escia, chiudiamola. Bravo Escia. Il comandante prova il tiro, ma un tiro fiacco e scandalosamente brutto. Lloris. Ancora Benzema. Ma ancora Italia. C'è solo una squadra in campo, ma siamo 1-1 e siamo ai supplementari. Pazzesco. Bravo Giovi. Vai Giovinco, regalami l'assist, Pogba recupera. Ma Super Mario c'è. E dopo fa la cappella Marione. Ma no, di testa che siamo tutti bassi. Che cagata. Dai, esci a corri, niente da fare. Dabo. Rivière. Dabo. Vai portiere tu, era battuto. Mamma mia. Dai Fioi, dai. Grandissimo Escialavi per il Comendone. Cosa ha fatto Escia? Il Comendone prova il tiro. E c'è il gol mostruoso del Comenda veneziano. 2-1. 2-1. Doppietta veneziana. Doppietta veneziana in finale. Oddio, è come è da pallone d'oro, però se non vinco il pallone d'oro è una vergogna, Teniamo duro adesso, Tulalan. Manca ancora tanto, manca ancora 18 minuti, 3 minuti di supplementare, poi un altro supplementare intero. Entra Verratti, esce, entra Niang, esce Tulalan. Buttala via. Dai, cazzo. No, calcio d'angolo, ma dove? Dabo. Bravi ragazzi. Altri 2 gol in finale, mamma mia che Comenda. Benzema. Rivière. Niang. Un Comenda ancora giovanissimo e già così protagonista. Pazzesco ragazzi. Pazzesco! Fine del primo tempo supplementare, secondo tempo.
Tenimo duro. Bravi. Il comandone vede Marchisio. Sembrava Marchisio, Varane. Adesso dobbiamo difendere in 50, ragazzi. Dobbiamo difendere in 50. Rivière. Pogba. Ribéry. Niang. Ribéry. Ancora Niang. Dabo. Bravi ragazzi, bravissimi. Non ce la faccio più, dai, deve finire sta cazzo di partita. Madonna, che stagione che ho fatto. Niang, però non è ancora finita. Niang, entrenare Niang è bruttissima questa Niang. Sofferenze infinite. Pogba. Ocio, Sacco, la Francia è tutta in avanti ormai. Francuzzo, 2 minuti, buttatela via sta stronza di palla. E il comandone può perdere tempo, bravo Comenda, il Comenda se ne va. Ha preteso un po' troppo, ma è rimessa per l'uomo di Cesare Prandelli. Vai, passala di qua. Dai, siamo al 120esimo. Dai, è finita! Siamo campioni d'Europa con l'Italia! Cazzo sì!